abbiamo la Confederazione del Veneto che partecipa per la prima volta al Vinitaly con gli alimentaristi, in particolare con la pasta. E lei è a capo di una commissione importante al Parlamento europeo e queste aziende sono fortissime, però non riescono ad essere tutelate né in Italia né nel mondo. Cosa sta facendo l'Unione Europea per questo? Intanto bisogna tener conto che accanto alla qualità bisogna mettere più attenzione alla capacità organizzativa e commerciale. I nostri imprenditori sono bravi sicuramente a fare qualità, ma quando si tratta poi di immettere il prodotto sul mercato la questione diventa un po' più complicata, bisogna essere capaci di fare rete e le aziende che lo fanno dimostrano i 32 miliardi di euro di esportazione che ci sono, che non sono pochi, è il primo settore manifatturiero in Italia oggi, primo, abbiamo superato l'auto, la meccanica, il che dimostra che ci sono imprenditori capaci che riescono sicuramente ad andare avanti e riuscire ad avere successo. Certo vorremmo delle istituzioni più attente che aiutassero le imprese a essere più forti e competitive, a non mettere burocrazia, a non creare ostacoli. Sotto questo profilo l'Europa fa la sua parte e come Parlamento europeo, grazie anche oggi ai poteri che ci dà il Trattato di Lisbona, stiamo riuscendo a modificare la proposta della Commissione che rischiava di avere davvero un impatto burocratico. Certo poi occorre anche un governo, speriamo di avercelo. Io credo che un ripensamento vada fatto per semplificare l'amministrazione pubblica tutta italiana, dallo Stato alle regioni, alle province e ai comuni. Auguriamoci di farlo, le imprese hanno i numeri, aiutiamole.